Visita dell'assessore alla sanità Razza ieri ad Agrigento per fare il punto della situazione dei vaccini in provincia e in vista anche delle prossime iniziative da fare per accelerare e convincere gli indecisi a effettuare la vaccinazione. L'assessore Razza ha fatto visita all'hub del villaggio Mosè insieme al parlamentare regionale Giussi Savarino e ai vertici dell'ASP Agrigentino, presente anche il direttore amministrativo, il dottore Collura, responsabile del centro vaccini del villaggio Mosè, e del direttore sanitario Mancuso, che ha voluto sottolineare l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori sanitari dell'azienda. Allora, intanto siamo contenti che l'assessore ancora una volta attesta la propria vicinanza alle ASP e anche alla nostra ASP con l'incontro odierno. Verrà qua da noi, verrà a fare anche una verifica e una visita al PO di Ribera, al presidio ospedaliero di Ribera. Le novità sono quelle che abbiamo vissuto e che voi conoscete benissimo di questi giorni. C'è ancora un numero elevato di soggetti che risultano positivi, c'è un numero altrettanto, non dico preoccupante, ma abbastanza elevato, consistente di soggetti che necessitano di ricovero ospedaliero. La maggior parte di questi, la stragrande maggioranza di questi, sono soggetti che non si sono vaccinati, qualcuno addirittura aveva dichiarato di essere un Novax e che ora invece ovviamente fa appelli agli altri invitandoli a vaccinarsi. C'è anche un indice di mortalità che in qualche misura ci ha un po' preoccupato, abbiamo verificato, stiamo verificando caso per caso e devo dire che i soggetti che hanno avuto le condizioni di peggioramento dal punto di vista clinico-assistenziale e che hanno in taluni casi portate anche al decesso sono i soggetti che risultano non vaccinati. Le iniziative sono parecchie, intanto noi stiamo già attivando una serie con una sorta di mission di vaccinazione di prossimità, oltre che quella che abbiamo attivato ed implementato in questi giorni nel rispetto dell'ordinanza 84 del Presidente Musumeci nei singoli comuni dove si registrava una adesione alle campagne vaccinali molto più modesta rispetto a quello che prevede l'ordinanza, ossia il 70% dei soggetti con la prima vaccinazione. E devo dire che noi in provincia di Agrigento abbiamo fatto, grazie al lavoro di tanti nostri operatori, abbiamo realizzato anche un risultato di tutto rispetto. Basti dire che la nostra provincia, se non è la prima, è insieme a Palermo le prime per numero di soggetti vaccinati rispetto alla popolazione target e poi comunque abbiamo ulteriormente, come dicevo, incentivato le vaccinazioni presso i comuni dove si registrava una modesta adesione o non al limite di quanto previsto e stiamo ulteriormente implementando le nostre azioni intervenendo nelle scuole, intervenendo anche nei luoghi di ritrovo, di aggregazione dei giovani. Per esempio questa settimana sarà fatta un'iniziativa interessante a fine settimana ad Agrigento, ma sarà estesa anche in altre realtà comunali dove ci sono le condizioni, ovviamente con il concorso dei sindaci, con il concorso dei medici di medicina generale, per cercare di sensibilizzare quanta più gente possibile ed avviarla alla vaccinazione in maniera convinta, non per il pericolo, perché abbiamo rilevato, sono dati scientifici, che la migliore arma per combattere il coronavirus è appunto la vaccinazione, perché dobbiamo anche considerare che ci sono delle situazioni particolari per cui per esempio ad Agrigento noi abbiamo dovuto per ora sacrificare l'assistenza nel PO di Agrigento, attenzione, non negli altri PO, l'assistenza ai soggetti che necessitano di ricoveri in ambiente internistico per fare spazio con le risorse che abbiamo, perché ahimè come è noto le risorse umane sono modeste, molto modeste, seppure noi abbiamo provato a reclutare in tutti i modi medici, infermieri e quant'altro, abbiamo quindi dovuto per esempio sacrificare il reparto di medicina interna che già pensavamo un mesetto e mezzo fa di riaprire immediatamente proprio per dare assistenza ai pazienti Covid. Come valuta questo fatto che da oggi il Green Pass obbligatorio per chi effettua lunghi tragitti con i pullman fuori la regione, insomma è una misura che potrebbe anche contestata da parecchi? Guardi, è un argomento che mi appassiona meno, io sono più interessato a convincere le persone a vaccinarsi
e da cui poi deriva anche il Green Pass rispetto ad altre iniziative che possono paradossalmente anche risultare controproducenti se qualcuno magari ritiene di acquisire il Green Pass attraverso un semplice tampone molecolare o antigenico. Quindi io credo che invece bisogna puntare molto l'attenzione e gli sforzi, andarli a direzionare verso l'acquisizione di una convinta adesione alla campagna vaccinale.